Ci sono 3 premiati, sono altrettanti professionisti del gelato. Terzo classificato, anzi terza classificata, Samantha Cossu di Cittadella. Eccola qui, al centro guardiamo. Abbassa il naso, tutto questo, grossi specchi. Sotto i porti. Facciamo un passo avanti. Sì. Ringraziamo i fotografi, i cineoperatori, le testate giornalistiche che sono numerose quest'oggi. Secondo classificato arriva da Forno di Zoldo Mauro Cercenato. Io non dovrei dirlo, ma dopo c'è del gelato per tutti, quelli che saranno fortunati. Quelli che saranno fortunati, non fate l'assalto. Primo classificato arriva da Cittadella, è Pietro Zanetti. Volevo chiamare Massimo Carnio, dov'è? Massimo Carnio, che voi di Valdoviana ne conoscete tutti, ma adesso vi dico anche per coloro i quali non lo conoscono, possiamo fare una consegna con il nostro campione del mondo, perché non ha vinto i campionati mondiali di cioccolatteria, però è il vostro concittadino, e lo dico per quelli che di Valdoviana non sono, ha portato a casa il primo premio mondiale come miglior dessert, questo signore.